promesse e senior. Chi c'è in gara? Vedremo dunque Laura Pirola, Alice Padovani, Alessia Confalonieri, Camilla Crivellaro, Silvia Gallo, Andrada Lacatus, Isabella Filippini, Chiara Cuni, poi ci sono le allieve. Chiara Cuni che ha vinto un recente bronzo ai campionati italiani indoor ad Ancona. E schierata vediamo anche Federica Curiazzi, maglia azzurra, campionessa italiana. Comunque sia, questi sono soltanto nomi. Le vere capacità di queste atlete, di tutte le atlete iscritte che vediamo allineate, le vedremo fra poco. Eccole qui partite le donne, le grandissime, guidate subito da Federica Curiazzi. Come le compatte. Tutto quanto doveva fare? 5.35, 5.35. C'è una sarà alta, non vedrà qua? Appunto, l'isola di là. Io non ti sono stata neanche questo punto. Arrivano le figlie da parte 6. Allora, fiori. Eleonora Tonè, primo chilometro di gara completato. Beatrice Foresti, anche lei con la pettorina numero 13, porta Bea. E 418 è la pettorina di Alessia Gallino, dell'Atletica Alessandria. Dai Gladys. Monbelli dell'Atletica Virtus Casteledolo insieme a Cristiana Marchesi dell'Atletica Bergamo 59. Contratta Cami che va benissimo, la respirazione è serena. Brava Cami. Dai agiti, dai Fede. Dai calciati lì. In progressione, brava ed è contratta. Dai Lidia!
Alessandra Valtellina, Elisa Gregic e Laura Camozzi. Invitiamo queste atlete a presentarsi nella zona podio. I giochenti maschili, tra i giochenti maschili vediamo Stefano Cratesi, Riccardo Zacchè, Matteo Angeletti, Gianluca Naggi, Alessandro De Mora, Giacomo Sarnetti. I giochenti maschili di e C invitati a presentarsi. Va benissimo, sciolta! Vai Bea! Devi uscire da lì. Devi aspettare. Devi aspettare un cambio finale e ancora presto. Papà! Ah sì, papà. Chilometri 5 per quello è stato forte. È sempre su di qua. Aperta, andate a prendere. Prova! Dai che va bene! Via di braccia! Dai che le prendi! Dai Gladys! Dai sotto! Dai Gladys! Vai Bea! Ma ti manca poco per arrivare dalla Gladys! Bravissimi ragazzi, giovani esordienti, premiati dal sindaco di questo paese. Buttati avanti un po' col buco. Va bene, 2G. Oh! Dai che lo andiamo a prendere, dai! Stringi i denti, apri bene su! Dai! Bravissime le esordienti femmine del gruppo A, le facciamo tutto un applauso. So che le gambe sono stanche, vai Chiara! Bravissima! Vai Isabella! Giù le braccia, giù le braccia.
Eleonora Tonè che conduce la gara in solitaria e in seguito la grande Federica Curiassi. Terza sede, ricordiamo Federica, 22esimo posto sulla 20 km agli europei di Zurigo, campionessa italiana, maglia azzurra. Vediamo di associare alcuni, passare il traguardo e indirizzarsi verso il suo ultimo chilometro di gara. Chiudilo bene, dai. Prova a cambiare un po'. Dai che va bene, apri bene. Moretti, Gradis, forza Gradis. Ultimo chilometro anche per lei. Poco dietro la Junior Alice Dai Cavi! Brava, via tutta adesso! Via tutta Andrada, via tutta, dai Cavi! Brava, brava, dai, veloce di braccia! Da fretta, Eccole comparire da lontano le atlete che andranno a tagliare il traguardo per prime in questa 5 km di marcia. In testa in assoluto c'è Eleonora Donè in solitaria. Eleonora Donè, le facciamo un applauso. Forza Eleonora. Grande applauso Eleonora. 70 arrivano. Ultimo giro adesso per Cristiana Marchesi, forza Cristiana! Questa arriva. E subito dopo arriva l'intramontabile Federica Curiazzi, pettorina 398, forza Fede, grandissima! Un applauso anche per Federica! La 499 arriva. In terza posizione con 499 l'allieva Chiara Cuni. Chiara Cuni che viene a livello delle juniores e delle senior, quindi complimenti Chiara. E poco dopo pettorina 100 per Andrada Lacatus. Due giovani. Poco dopo con la pettorina 95 anche l'allieva Camilla Crivellaro. Certo. Compare anche Gladys Moretti, senior dell'Atletica Bergamo 59. E anche lei termina i 5 km di marcia, bravissima Gladys. Segue con un lungo sul rettilineo finale Beatrice Foresti. Un applauso anche per lei. Un giro ancora, tutte e due. Un giro. L'ultimo giro qui per lei tra Confalonieri e per Silvia Gallo. Forza ragazzi. 407. La vediamo con la pettorina 395, la junior di primo anno, Alice Rota, che conclude anche lei sui 5 km su strada. Italiani. Un giro ancora. Un giro. Giro tutto.
E si appresta all'arrivo Roberta Monbelli per la Virtus Castenedolo. Facciamo un applauso a Roberta, 5 km di marcia e la sua compagna che l'ha affiancata in tutto il tragitto. Complimenti a entrambe queste veterane dell'atletica. Pettorina 70 finisce la sua gara anche Alice Padovani della Lecco Colombo Costruzioni e con Pettorina 300 Cristiano Marchesi. 11,50.